lascio per qualche istante il microfono a Basilio Desiderio, che non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti molto bene. Noi abbiamo assegnato questa coppa. La commissione del torneo ha scelto questa squadra in base al fair play, alla partecipazione attiva, allo spirito di squadra e alla presenza femminile. Quindi Basilio, qualche parola sulla giornata e anche poi su questo particolare trofeo che a te è sicuramente importante. Grazie. Non si sente, allora, portate i microfoni qua. Infatti non si sentiva bene. Allora, io vi voglio innanzitutto ringraziare. Non si sente. Si sente così? Mettiti il microfono. Così. Adesso la piccola va bene. Allora. Del presidente Povero Painillo, al quale è stato titolato questo. Di solito mi hanno sempre chiesto di organizzare tante associazioni dove c'era molto probabilmente voglia di visibilità politica agli altri. L'aspetto che io vedo da parte di Sogno Cavese mi ha portato ad accettare e andare in questa manifestazione. Tra l'altro io ho imparato da mio padre che il calcio non è un gioco. Purtroppo viviamo tempi dove ci insegnano, tra virgolette, ci insegnano dei valori molto negativi. Io sono giunto al punto di dire che quel calcio là fatto di oro, di ricchezza, di tubi, quei campi, sto cominciando a dire che vorrei piantare, vorrei che si piantassero pomodori e pane per sfamare la povera gente. Invece in campi come questi, manifestazioni come queste, dove l'essenza del gioco, dello stare insieme, del volersi bene e della solidarietà, vorrei che fiorissero cose bellissime. E quindi sarò riconoscente a Sogno Cavese. Volevo anche annunciarvi che anche con l'aiuto di Sogno Cavese, la Felice, di qualche altra associazione, quest'anno mi volevo integrare della scomparsa del presidente Povero. E a settembre stiamo progettando di fare una settimana dedicata a varie manifestazioni, ognuno la gestirà secondo il proprio modo di vedere. E invito tutti poi a stare attenti a seguire questa manifestazione. Comunque grazie. Volevo chiamare Beniamino desidera leggere una cosa che parla di lui. Vedremo altri 30 secondi. Vieni, fratello. Se vuoi, io ho pensato questo. Chi è il presidente? È scritto dal dottore Sassano. Il dottore Sassano, Pasquale Sassano, se ricordate, caro Pasquale Sassano, era il presidente di questa squadra povera delle Speranze Carino che a suo tempo, quando mia mamma lavava le maglie delle Speranze Carino sul lavatoio e la toppava i numeri con l'ago e figlio, io la aiutavo a piegare le maglie. Vedete adesso mi ricordo bene come si fa, adesso faccio pure a caso. E il dottore Sassano era il medico sociale di questa squadra povera che tra l'altro ha avuto l'avventura di incontrare la Cavese e cambiare di ambiente del 64 e 65 e poi alcuni casi strani che fanno parte del gioco vinsero questa partita 2-1 e il dottor Sassano scrisse del presidente Povero qualcosa che riguardava lui come premessa del libro appunto di altri presidente Povero.
Buonasera. Chi era il presidente? Parlare del caro Antonio Desiderio può sembrare un'impresa facile a chi quotidianamente lo vedeva e lo ascoltava. Basilio, fagli vedere. No, forse se no togli il microfono. Si sente? Devi avvicinarlo bene. Sì, si potrebbe dire che era un visionario, un ottimista, un umano, ma dietro la facciata potevi scorgere qualcosa che ti sorprendeva e invitava alla meditazione. Antonio Desiderio era una persona sui generis, capace anche di stimolare reazioni di disagio. La verità è che egli praticava una filosofia tutta personale, costruita sulle fondamenta di una viscera origine forgiata negli anni, le esperienze e le traversie di una vita condotta all'insegna di un indistinguibile entusiasmo e sulla fiducia in se stesso e nel prossimo. Avesse badato al denaro, sarebbe stato nella cerchia di alcuni suoi vecchi amici che posseggono lauti, conti in banca e di molti conosciuti, ma non si compiaceva di essere se stesso e non cambiò mai la sua posizione, nemmeno se non frigano su un piatto d'argento. Ancorato alla miseria della sua infanzia nello Stato Venezia, non eseguì mai i sogni di differenziazione, anche quando divenne in corso l'occasione di migliorare la sua posizione e quella della sua famiglia. Egli percorreva caparbiamente la sua strada, dando ascolto soltanto ai suoi sentimenti e alla sua istintualità, al di là delle mura, del buon senso, comune delle regole societarie. Poteva diventare ricco se avesse consentito a vendere il titolo calcistico a una squadra di Salerno. Poteva giovarsi di contributi di amici e del comune per l'attività calcistica. Poteva avere una solida posizione economica se non avesse precisamente elargito. Poteva, quante cose poteva essere, e non lo è stato né mai lo sarebbe stato. Questo è Antonio Desiderio, il presidente povero, filosofo, superiore delle regole e delle maniere, nemico acerrimo del calcio professionista, del dentista e del riposo notturno, una mente in continua evoluzione, pure nobile e generosa, che sarà difficile dimenticare. Il dottor Pasquale Sassano.